Contributo di sostentamento. Sostentamento. Cosa intendi tu per sostentamento? 300 euro al mese per 3 mesi più altri 150 per figlio a carico fino all'età di 18 anni. L'ordinanza di protezione civile che assegna ai profughi ucraini che abbiano autonomamente trovato una sistemazione un contributo per sostentamento lascia ancora troppi nodi da sciogliere. Chi pagherà la quota in più per persona per il conferimento dei rifiuti? Chi contribuisce alle utenze che con i rincari delle ultime settimane lieviteranno? Chi sosterrà l'assistenza di pediatri e medici di base che saranno loro assegnati una volta in possesso di tessera sanitaria? Insomma, l'ordinanza dell'accoglienza rischia di trasformarsi in un boomerang. Ci troveremo a avere, ovviamente in base al numero di abitanti nell'abitazione, ovviamente un aumento dei costi. Sarà da individuare se lo Stato individuerà delle modalità di compensazione rispetto a questo o di intervento proprio a beneficio di questo. Attualmente non esiste nessuna piattaforma attraverso cui fare domanda di contribuzione autonoma. Se devono fare questi passaggi nelle piattaforme, sicuramente con persone che hanno difficoltà anche di capire la lingua, credo che ci sarà la necessità di individuare chi potrà aiutare nel fare questo. Nella stessa piattaforma, invece, gli enti del terzo settore o enti religiosi che stanno accogliendo dovranno compilare la manifestazione di interesse per accedere al pocket money di 33 euro fissato al giorno per profugo, con un massimo di 15.000 posti disponibili. Oggi il Ministero dell'Interno ha aperto altri 1.000 posti. Ed è un ampliamento di 1.000 posti che va a scadere al 12 di maggio e anche questa è un'altra cosa che è uscita, che è emersa rispetto alla giornata odierna. Poi ci sono i minori non accompagnati che saranno accolti nelle strutture. Chi pagherà per loro? Sono preoccupata anche perché in condizioni ovviamente poi di disabilità rientreranno sicuramente i comuni a dover rispondere rispetto a quello che sono anche le funzioni che noi abbiamo delegato all'azienda sanitaria.